Folla a Jesolo per i funerali di Giacomo Gobbato. Il 26enne accoltellato a Mestre mentre cercava di sventare una rapina. Risuona il coro Jack è vivo e lotta insieme a noi. Mestre nel panico alla notizia del rapinatore seriale che colpisce le donne anziane. L'appello disperato: ripristinate le ronde di militari a piedi. Un presunto commento sessista pronunciato dal coordinatore RSU e sindacalista Will Giampiero Bulla durante un incontro sindacale. Ha acceso uno scontro in comune. Lui replica: la mia frase è stata stravolta. Preoccupa l'antisemitismo montante e quest'odio che potrebbe radicarsi, parla il presidente della comunità ebraica veneziana Dario Calimani, mentre è rafforzata la sicurezza al ghetto. La situazione a Venezia è diventata insostenibile a causa del moto ondoso, a dirlo il celebre ristoratore Enrico Cipriani, che ha deciso di querelare comune e capitaneria di porto. Salve fino al 31 dicembre le corse urbane dei bus ACTV a Chioggia. Da gennaio il servizio passerà ad Arriva Veneto. Basket è stato un derby amaro per i veneziani di coach Spaia, quello giocato ieri sul parquet del Palasport Taliercio contro Treviso, che ha vinto 78-75. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Prima di cominciare vi ricordo l'appuntamento con il nostro talk show Ring questa sera e anche con il suo sondaggio. Ha raggiunto quota 500.000 di firme la proposta di referendum di Più Europa, sostenuta anche da numerose associazioni, per dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza legale in Italia per chiedere la cittadinanza, che una volta ottenuta sarebbe automaticamente trasmessa anche ai figli. Un tema che da tempo anima il dibattito, e allora vi chiediamo: accorciare i tempi per chiedere la cittadinanza. Come sempre ci sono 2 numeri di telefono, la chiamata è gratuita, poi i risultati del sondaggio nel corso della trasmissione. Centinaia di persone hanno partecipato a Jesolo al funerale di Giacomo Gobbato, stringendosi attorno alla famiglia del giovane che ha perso la vita per salvare una donna che stava subendo una rapina. Ad officiare la cerimonia il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia. A Jesolo e Venezia è stato lutto cittadino. Il coro che si è sentito tante volte in questi giorni accompagna Giacomo Gobbato anche nel suo ultimo viaggio, dal piazzale di fronte alla chiesa di San Liberale Mauro di Jesolo. E poco prima segnare un contatto tra ciò che è successo dentro e fuori dalla chiesa, tra le letture della cerimonia scelte dalla mamma Valentina, c'era anche il passo del Vangelo di Luca sulla resurrezione. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Un passaggio sottolineato da Monsignor Moraglia: Giacomo appartiene al mondo della resurrezione. 15 anni fa in questa chiesa Giacomo Gobbato ha ricevuto la cresima da Francesco Moraglia. Oggi il patriarca di Venezia ha celebrato il suo funerale. Una morte arrivata con una coltellata in Corso del Popolo a Mestre mentre salvava una donna da un borseggio assieme all'amico Sebastiano. Un gesto di coraggio e amore è stato definito durante la cerimonia. Non è giusto limitare una persona ad un unico gesto, ha detto poi Moraglia, ma è vero anche che ci sono gesti che sono come il sigillo di tutta un'esistenza. Quello che ha compiuto Giacomo è uno di quei gesti che rimane e che rimarrà. A Jesolo e Venezia è lutto cittadino. In chiesa e fuori ci sono centinaia di persone. La bara è stata coperta da un drappo granata con il disegno di un gabbiano color oro. C'è anche un giubbetto salvagente arancione a ricordare il lavoro delle onlus che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, a cui saranno destinate le offerte del funerale. Il sacrificio estremo di Giacomo ha destato un'enorme impressione a Mestre, dove 10.000 persone hanno sfilato per ricordarlo. Giacomo ha lasciato un'eredità preziosa. Sta ora a chi è rimasto farne tesoro. Intanto sul fronte della sicurezza Mestre è nuovamente nel panico dopo il diffondersi della notizia di un rapinatore seriale di donne anziane. La richiesta è di ripristinare le ronde a piedi dei militari. Il centro ormai è poco sicuro. Ecco, io non mi muoverei da sola, neanche in compagnia di mio marito. Scusi, mi sa dire dov'è la stazione? La frase con cui il rapinatore seriale di donne anziane a Mestre le avvicina per depredarle del collanina strappandogliela dal collo. A volte di sera esco col cane. Ci sono dei gruppi un po'
così che vedi che non sono proprio rassicuranti, e soprattutto da quando quelli che erano in Mia Piave ho notato che in Mia Piave, quando hanno fatto tutto per recuperarla un po', molti di quei ragazzi che stavano lì sono venuti qui in centro. L'aggressore, un italiano sui 30 anni d'età, ben vestito, alto circa 1,70 m, riconosciuto dalle foto segnaletiche della polizia delle ultime vittime di 82 e 83 anni, rapinate con violenza rispettivamente sotto casa e nell'Androne delle Scale, in zona Piazza Barche, laterale di Via Piave, la scorsa settimana, in 2 distinti episodi tra le 18 e le 19 di sera. Di sera poi cerco di evitare proprio di sera a sera, poi però io abito nella zona qui di Viale Garibaldi che è ancora sicura, tra virgolette, quindi però immagino e vedo anche quando giro per i posti più caldi tipo Via Piave, Corso del Popolo, anche se sono di pomeriggio vedo parecchia gente così, non per la quale. Mestre nel panico dopo il diffondersi di questa ultima notizia, con le aggressioni a scopo di rapina ai danni di queste donne anziane che camminano da sole, specie nell'area del centro, come racconta questa signora da Via Poerio. L'altra sera avevo chiamato addirittura io perché intervenissero, perché si stavano picchiando e mi dava l'impressione che la cosa degenerasse magari veramente in qualcosa di brutto. E sempre da Via Poerio, strada centralissima, a ridosso di Piazza Barche e Ferretto, l'appello a questore prefetto di Cinzia, proprietaria di uno dei bar storici della città. Da 26 anni che siamo qua noi, io e mia sorella, abbiamo visto e vediamo molto degrado. A noi andava bene quando c'erano i militari che passavano in ronda a Mestre, molto gentili, molto educati, e controllavano anche gli angoli bui. Per noi sarebbe un deterrente metterli di nuovo. Il Comune di Venezia è scontro aperto tra CGIL e UIL per delle presunte accuse sessiste che sarebbero state pronunciate durante una riunione sindacale. Le accuse sessiste a mio carico, una calunnia infame, un mare di fango che mi è piombato addosso e da cui prendo le distanze con una querela per diffamazione, è già pronta e stilata in 4 pagine. Ho già dato mandato al mio legale. Così Giampiero Bulla, coordinatore della RSU e sindacalista della UIL, da noi raggiunta al telefono, dopo essere stato accusato di aver pronunciato una presunta frase sessista durante un incontro sindacale, quello per il rinnovo del contratto di secondo livello dei dipendenti comunali, e scontro aperto all'interno delle stesse categorie sindacali del Comune di Venezia. La frase, secondo Bulla, sarebbe stata la seguente: io non sono un fighetto che si fa violentare, e detta non in presenza di altre persone, ma soltanto nel vis-à-vis con il collega della CGIL D'Agostino, che tuttavia fornisce una versione diametralmente opposta. Giampiero Bulla ha aggredito verbalmente una nostra delegata con frasi che non intendiamo ripetere. Nel corso della riunione del giorno stesso e in quella successiva nessuno ha negato l'accadimento, anzi lo stesso coordinatore ha inteso chiedere scusa di quanto effettivamente dichiarato alla presenza dei dirigenti del comune e dell'intera delegazione sindacale. Bulla, sempre al telefono, ci dice che non ha intenzione di rilasciare alcuna dichiarazione, lo farà, ripete, per il tramite del suo avvocato, perché è la parola di D'Agostino contro la sua, perché D'Agostino, a suo dire, avrebbe stravolto il senso della frase da lui espressa. La UIL, compresa nel condannare questo avvenimento, ha pubblicamente dichiarato che il coordinatore avrebbe dovuto essere punito per la frase detta. E invece oggi leggiamo sul giornale che cambiano versione e decidono che i colpevoli siamo noi e che sporgeranno querele. Noi affronteremo quello che dovremo affrontare, ma pensiamo che la frase detta dal coordinatore non sia né uno scivolone, né una battuta, né una frase detta negli spogliatoi. È stata rafforzata la sicurezza al ghetto di Venezia. Il presidente della comunità ebraica veneziana, Dario Calimani, si dice preoccupato per l'antisemitismo montante, un odio che potrebbe restare anche dopo il conflitto in Medio Oriente.
Il peggioramento della situazione in Medio Oriente e le recenti manifestazioni a Roma e Milano hanno portato a un innalzamento delle misure di sicurezza nell'area del ghetto ebraico di Venezia, anche se questore e prefetto hanno confermato che l'attenzione fosse già alta e sotto controllo, soprattutto a causa del conflitto israelo-palestinese. E a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre esprime la sua preoccupazione il presidente della comunità ebraica veneziana Dario Calimani. Siamo da 23 anni sotto scorta in campo di ghetto con la finanza che lavora 24 ore su 24 e opera 24 ore su 24, quindi siamo abituati ad essere ancora nel ghetto, ecco, mettiamola così. Siamo preoccupatissimi per l'antisemitismo che sta montando, per la visione che i media danno di ciò che sta accadendo, che è tragico, che è grave, che è gravissimo, che però è una visione parziale e sempre mediata da posizioni ideologiche da destra e da sinistra, e noi siamo in mezzo. In Italia sono stati individuati 205 siti sensibili tra luoghi di culto, scuole e sedi diplomatiche, e la recrudescenza del conflitto in Medio Oriente evidenzia ha peggiorato il clima. Stiamo subendo chiaramente la conseguenza di un odio che viene riversato contro Israele innanzitutto, in modo più o meno giustificato, e di conseguenza contro tutti gli ebrei del mondo e contro la diaspora. Quello che sta succedendo è successo negli ultimi mesi in America, nelle università, lo abbiamo visto e sta ancora accadendo, per non parlare dell'Inghilterra, del Belgio, della Francia. Qualche cosa in Italia, che di solito è più pigra, è più cauta, è più tranquilla, però nelle università l'odio si espande. E questo è una grande preoccupazione, perché quando sarà finita, chissà quando, e speriamo presto, la situazione medio orientale sarà in qualche modo riequilibrata, l'odio rimane. Minacce con il coltello e sassate, la scorribanda a Mestre di 2 baby rapinatori è finita con l'arresto e la notte trascorsa in cella. Minacce con il coltello dei coetanei per tentare di rapinarli all'uscita della discoteca e sassate a 8 auto parcheggiate nei paraggi. Arrestati 2 ragazzini, entrambi minorenni, a Mestre. I baby rapinatori, un trevigiano e un veneziano, identificati, fermati e condotti in cella, dove hanno trascorso la notte tra venerdì e sabato scorso, nell'immediatezza dei fatti accaduti attorno alla zona centro commerciale Porte di Mestre, con i danni alle auto nei pressi della paninoteca Birreria, poco distante dal centro commerciale. La situazione del moto ondoso a Venezia è insostenibile, a dirlo è il noto ristoratore Arrigo Cipriani, che ha deciso di querelare il Comune e la Capitaneria di Porto. Il canale di Giudecca è diventato l'Oceano Pacifico, insomma non si può più circolare, con una barca a remi è impossibile attraversarlo. È molto difficile stare in piedi sui pontili, perché i pontili ondeggiano continuamente, ma soprattutto è proprio le dimensioni delle onde. E poi c'è anche le rive, sono diventate che quelle impraticabili, con una marea normale a 80 cm, 70 cm le onde scavalcano e per cui bagnano i piedi. È diventata una roba che non sembra neanche essere Venezia. Una situazione ormai insostenibile, quella del moto ondoso, per cui il celebre ristoratore Arrigo Cipriani, unendosi alle numerosissime proteste di veneziani e commercianti, ha deciso di querelare Capitaneria di Porto nella persona del comandante pro tempore e Comune nella persona del sindaco Brugnaro. La situazione, evidenzia, è notevolmente peggiorata. Adesso ci sono questi barconi che portano i turisti dal Tronchetto oppure da Fusina in piazza San Marco, i quali quando sono carichi di gente, in più sono anche degli scafi non fatti per portare la gente, sono scafi che fanno delle onde particolarmente alte, e per cui è peggiorata molto la situazione. Il moto ondoso, tra l'altro, impedisce di poter esercitare l'attività all'Eres Dolci sul canale della Giudecca, motivo per cui Cipriani aveva anche cercato di porre rimedio autonomamente. La gente che sta mangiando ha l'acqua sui piedi molto spesso. Allora io ho messo, negli anni scorsi avevo messo una specie di barriera di legno, ma molto bassa, di 20-30 cm. Quest'anno ho messo
quello che si chiama i bottazzi, cioè un legno invece messo orizzontale che rompe l'onda quando viene su, in maniera che eviti il sorpasso. Questo è stato bocciato, per l'amor di Dio, non va bene, non lo vede nessuno, però è stato bocciato. Il motivo? La soprintendenza l'ha ritenuta in contrasto col decoro dell'isola, ottenendo il diniego del comune. Eppure, spiega il suo legale, peraltro questa struttura, questi frangiflutti sono assolutamente compatibili con il decoro perché sono bianchi, del colore della pietra d'Istria ed è la continuità ovviamente che la soprintendenza ritiene invece non ci sia sulla riva. E poi c'è ancora l'attesa per il Barca Velox, il cui decreto è ancora fermo al Senato. Ci auguriamo che sia una cosa che potrà funzionare quanto prima. C'è anche da dire che però il motondoso credo sia un problema che con un rimedio con un minimo sforzo si può adottare e si può raggiungere il massimo risultato, perché ogni qualvolta io da veneziano mi rendo conto che sul canale della Giudecca c'è una pattuglia anche solo di polizia locale, tutte le barche vanno più piano, quindi ritengo che ci voglia più una volontà politica a fermare il motondoso che tutto il resto. E proprio di fronte al canale della Giudecca, alle Zattere, si è tenuta una manifestazione del Comitato No Grandi Navi contro lo scavo di nuovi canali in laguna per permettere il ritorno della crocieristica a Venezia. Stiamo parlando di andare a portare giganti del mare in zone altamente pericolose dal punto di vista chimico e altamente tossiche dal punto di vista dei canali che andrebbero scavati. Uscite dalla porta, le grandi navi da crociera ritornano in laguna dalla finestra, sostiene il Comitato No Grandi Navi, che ha ripreso l'attività davanti ai progetti di scavo dei 2 canali che permetterebbero il ritorno della crocieristica a Venezia. Certo, le navi non passerebbero più sul bacino di San Marco e lungo il canale della Giudecca, ma per farle tornare in laguna sono necessari interventi ritenuti estremamente impattanti non solo per il delicato equilibrio morfologico del territorio. Considerate che nel canale Malamocco-Marghera, che comunque dovrebbe essere scavato, già passano le petroliere ed è il canale che costeggia Porto Marghera, l'area industriale più pericolosa d'Europa, e considerate che invece il canale Vittorio Emanuele II recentemente Ca' Foscari ha fatto uno studio, ha trovato che le vongole del canale Vittorio Emanuele II sono 120 volte più inquinate di quelle di qualsiasi altro canale veneziano, che già non sono canali puliti. A ottobre torneranno per l'ennesima volta a Venezia i commissari UNESCO che da anni valutano lo stato di salute di una città costantemente in bilico, sull'orlo di cadere nella lista nera dei siti dell'umanità a rischio. E in una città svuotata degli abitanti, già soffocata da decine di milioni di turisti e che ha azzerato da decenni qualsiasi sviluppo economico e occupazionale che non si basi sull'apertura di alberghi e ristoranti, il ritorno delle grandi navi significherebbe, secondo il comitato, l'arrivo di oltre 1 milione di visitatori in più. Non mi sembra che questa città in questi anni, senza i turisti e grandi navi, sia arrivata, come dire, a non arrivare a fine mese. Non mi sembra che questa città sia con l'acqua sul collo. Mi sembra che l'acqua sul collo ce l'abbiamo se continuiamo a distruggere la laguna. Di che lavoro vogliamo parlare se questa laguna non esisterà più? Di che lavoro vogliamo parlare se in questa città si può lavorare solo con un turismo che porta a un lavoro spesso precario, spesso in nero? Le corse urbane degli autobus ACTV, AVM a Chioggia sono salve fino al 31 dicembre. Dal 1 gennaio il servizio passerà ad Arriva Veneto. L'ha deciso oggi, dopo le polemiche dei mesi scorsi, l'Assemblea dell'Ente di Governo del Trasporto Pubblico Locale del Bacino Veneziano. E ora siamo allo sport con un derby amaro per l'Umana Reyer, sconfitta al Taliercio da Treviso. 78-75. Con questo risultato Treviso ha espugnato il Taliercio, riportando l'Umana Reyer con i piedi per terra nel derby di inizio campionato. I ragazzi di coach Vitucci hanno giocato con continuità rispetto a una Reyer che non ha mai dato la sensazione di poter girare l'inerzia, soprattutto nelle percentuali al tiro e nelle 3 triple subite sulla sirena della fine dei primi 3 quarti. Dobbiamo fare più da perimetro, esattamente che abbiamo fatto contro Aris. Penso che io non voglio sottovalutare, Treviso è una squadra che ha vinto contro noi, dunque in questo momento meglio di noi, però non penso che un Aris, una squadra che è peggio di loro, dunque non lo so dove noi abbiamo perso quella confidenza.
In questo programma quando si tira o sbaglia sembra che oggi è mancato questo ruolo di perimetri. Io ho detto ai miei giocatori adesso in spogliatoio, che è la prima partita in campionato, mi dispiace tantissimo perché è un derby, perché i nostri tifosi hanno fatto un'atmosfera straordinaria, non sono mollati mai. Però è prima partita in campionato, dobbiamo essere positivi, recuperare tutti i giocatori per giocare il nostro stile di pallacanestro. Un derby amarissimo da mandar giù per la Reyer, sia perché è la prima sconfitta di campionato in una delle sfide più sentite dai tifosi, sia perché, come ha ribadito il coach Orogranata, ridimensiona la prova in Eurocup con l'Aris Salonicco. Soddisfatto soprattutto per la collaborazione tra i giocatori, invece coach Vitucci. Siamo stati abbastanza solidi difensivamente. Noi sappiamo che per essere una chiave importantissima possiamo fare anche un pochino meglio, anche perché qualcuno dei miei non ha reso proprio tantissimo, poi abbiamo avuto qualche problema anche fisico oltre che di falli, Tramacura, Bowman, Polica prima, insomma da gestire, però la squadra insomma nel suo complesso ha reagito e giocato di squadra, insomma, quindi penso che ci sia stata una buona dimostrazione di team, proprio di cooperazione. Per ora da Venezia è tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci.